Allora, riprendiamo, voglio dare anche la parola ad Alessandra Stivali e poi appunto sentire anche dall'estero come si vivono le diverse situazioni. Abbiamo parlato di Schengen, giustamente non diamo per scontato nulla, un piccolo contributo per fare chiarezza ai nostri telespettatori qualora non abbiano ben presente che cos'è questo benedetto Schengen di cui tanto stiamo parlando. Vediamo insieme. Schengen è il nome della piccola località in Lussemburgo in cui nel 1985 venne firmato da Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi il trattato che diede il via libera alla circolazione delle persone in Europa. Un trattato ora al centro di discussioni, ripensamenti e polemiche a causa della complessa gestione dei milioni di migranti e rifugiati in fuga dal sud e dall'est del mondo che cercano di entrare in Europa. Ma esattamente cosa prevede Schengen e quali stati aderiscono? Schengen principalmente ha abolito gradualmente i controlli sulle persone alle frontiere interne all'Europa, ma non solo. L'accordo prevede l'applicazione di regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle frontiere e anche il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. Attualmente aderiscono 26 paesi, 22 dell'Unione Europea e 4 esterni all'Unione, Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein. Fanno parte dell'Unione Europea e non di Schengen, invece, Romania, Bulgaria, Cipro e Croazia. Regno Unito e Irlanda partecipano solo ad alcuni aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria e di polizia e dunque hanno mantenuto i controlli alle frontiere. Detto questo, Alessandra Stivali, cosa ne dice invece? Insomma, intanto sui fatti di Colonia, secondo me alcune precisazioni sono necessarie e doverose. Intanto chi ha commesso dei reati penali verrà perseguito e, voglio dire, quello che abbiamo cercato di capire, perché ovviamente sono in corso delle indagini, si prenderà, come dire, atto e successivamente ci saranno delle prese di posizione a livello legislativo perché sono già state attivate, ma soprattutto a livello penale. Quello che però colpisce è il fatto che si è deciso di guardare a questo fenomeno nella questione del multiculturalismo. Allora, però è un dato di fatto che non era mai, si era mai verificato tra culture analoghe, sì, per però ha spaventato provocatoriamente mi verrebbe da dire: ma conosciamo tutti questi soggetti e sappiamo da quanto stanno qui in Europa o in Germania e da quanto loro stanno, come dire, attivando tutta una serie di azioni di integrazione o non di integrazione. Lo dico in modo provocatorio perché credo, veniva detto prima durante la pubblicità, che forse il fenomeno su quello che è avvenuto a Colonia è stato costruito anche un pochino a tavolino dal punto di vista mediatico, a mio avviso. Quello che invece mi sento di dire con molta chiarezza è che forse l'Europa si deve, e questa è una posizione insomma più volte espressa anche dalle organizzazioni anche sindacali europee, di decidere effettivamente che come Europa prendere una posizione chiara su quello che è un atto di integrazione importante dei cittadini e dei nuovi cittadini che vi sono. E questo è un punto. Su invece tutta la questione delle migrazioni e dei richiedenti asilo e persone che arrivano, ahimè, dalle zone di conflitto, le normative ci sono chiare. Il problema è che non siamo in grado, lo dico come sistema Europa, di essere un'Europa dei diritti rispetto a un'Europa squisitamente finanziaria che sta andando verso un'altra direzione dove determinati conflitti, ahimè, sono anche sostenuti dagli stessi paesi europei che nello stesso momento hanno una contraddizione in seno nel dire che queste persone non le vogliamo accogliere. Allora forse innanzitutto ci dovremmo capire su come tutti noi contribuiamo ad accogliere chi ha diritto di rimanere qui per le leggi che sono previste. Ahimè c'è un altro problema che con la crisi economica veniva detto prima, ma soprattutto con il meccanismo che si è sempre attivato in Italia e non solo in Italia per fare entrare le lavoratrici e i lavoratori migranti, in questo caso parlo di lavoratori in senso stretto, è quello del decreto flussi che proprio perché è basato sulla richiesta di lavoro da parte dei paesi che decidono su quote che queste persone arrivino, in un momento di crisi le quote non vi sono, non si attivano decreti flussi e le persone arrivano in altra maniera. Perché con conflitti in atto come quelli che vediamo e assistiamo, che ritorno a dire ci sono paesi che sono chiaramente coinvolti in questi conflitti anche per interessi di carattere economico e finanziario, l'Europa ne è direttamente coinvolta con i suoi
con molti dei Paesi membri, si ritrovano ad entrare in altre modalità. Mi scusi. Vedevo tra gli ultimi dati che sono emersi anche per quanto riguarda le espulsioni in Europa, sono stati spesi negli ultimi 15 anni 11 miliardi di euro per le espulsioni in Europa, e purtroppo questi denari ad oggi, come dire, quelli che dicono dobbiamo fare le espulsioni, dobbiamo rimandarli nei loro paesi d'origine, eccetera, di fatto questa cosa non ha avuto risultati. Qui non è essere buoni o cattivi, bisogna decidere che sistema mettere in atto e farlo rispettare in uno Stato di diritto, perché siamo in uno Stato di diritto. Segretario, questa cosa è che prima sono rimasto focalizzato su un'affermazione che hai fatto prima. Siccome io l'ho pensate sull'episodio di Colonia, l'ho pensate in tante maniere, ho cercato di vedere la problematica da tanti punti di vista. E quello della pianificazione a tavolino è una cosa che non c'ero, io non l'avevo pensata. Ecco, quali elementi secondo lei, secondo la sua opinione, ha percepito che possa essere stato pianificato a tavolino? Ma guarda, io la sensazione che ho avuto da spettatrice di quello che ho visto a livello mediatico e quindi non esperta di comunicazione è che comunque si sia fatto una scelta di carattere comunicativo sull'onda di quello che purtroppo in questi mesi abbiamo visto, che è la caccia al migrante. Ahimè, l'abbiamo visto da parte in delle modo donne molto chiaro. Precise. Poi sento di dire una cosa però anche come donna, me lo permetto di dire su questo. Sicuramente ci sono delle difficoltà nelle relazioni con determinate comunità e questo è chiaro, ma non è che abbiamo bisogno di tutelare la donna con quello che sta avvenendo, col messaggio che si sta dando. Cioè, lei dice è stato troppo enfatizzato. A mio avviso assolutamente su questo aspetto. Però ci sono state 500 denunce. No, di più, perché anche Chiedo scusa, non voglio la cosa interessante, mi scusi, io l'ho fatta terminare, ma non è una contrapposizione. L'ultimo punto che mi viene da dire sempre sull'aspetto, mi permetto di dire anche legato alla questione, insomma, in modo collettivo rispetto a quello che sono i reati che sono stati commessi e che verranno giudicati da chi di dovere, e anche il fatto che nello stesso momento, lo dico anche questo in provocazione, venivano fuori i dati su quelle che sono le violenze nei confronti delle donne in Europa e la statistica di quelle che sono le violenze a livello dei paesi europei a 360 gradi, la violenza domestica commessa da qualsiasi soggetto maschile che non gli controlliamo il passaporto o il permesso di soggiorno sono veramente da brivido. Allora mi viene da dire, facciamo un ragionamento sul multiculturalismo, su quello che è l'indirizzo. La Germania è tra i paesi, e questo lo dico anche con un'esperienza diretta, su scelte migratorie molto chiare e molto precise su quello che è il loro modello culturale. Io credo che ci sia, e chiudo, anche una strumentalizzazione, perché stiamo andando ad elezioni fra un po' in Germania, e una risposta da parte della cancelliera su determinati fatti nell'onda anche emotiva, mediatica di quello che sta avvenendo, forse deve essere dato. Vedremo chi dovrà, ripeto, giudicare effettivamente chi sono questi soggetti che hanno commesso questi atti e i capi di imputazione e quant'altro. E dopo, Presidente, le do la parola. Volevo solo dire che francamente è svilente sentir dire da una donna che potrebbe essere stata una delle donne vittime delle violenze subite che è stata una strumentalizzazione giornalistica. È veramente inquietante, bisogna ragionarci. Le do la parola su questo. Guardi, perché non è un caso, non è un caso che ci siano poi di replicare, perché il silenzio assordante delle femministe italiane è veramente preoccupante. Io, Presidente, dopo le do la parola, perché non è un caso, una volta tanto, che ci siano più donne, siete pari, che ci siano donne in studio, perché normalmente non ci sono, ma perché volevo appunto anche sentire la vostra sensibilità a riguardo. Monica Tramontano, dottoressa, lei è un'imprenditrice in un paese di cultura tipicamente, anzi musulmano, perché in Oman sostanzialmente, ha fatto un'esperienza anche in Iran molto molto lunga, sempre in paesi del mondo arabo, eccetera. Come viene vissuto il problema immigrazione anche lì? Cioè premono le frontiere anche in Oman, che tutto sommato è un paese in crescita. Come viene vista la situazione in Europa? E lei come la vede? Che ogni tanto torna qua in Italia e si vede che cambiano i parametri. Allora, ci tengo a dire che innanzitutto sia quello che si sa sia dell'Iran sia dei paesi arabi è molto limitato. Cioè, quando torno in Italia regolarmente io
leggo i giornali, non guardo la televisione, però leggo i giornali e vedo che ci sono tantissime notizie fuorvianti, manipolate, cioè quei paesi non sono assolutamente come vengono descritti, quindi ci tengo a precisare. Io ho fatto un anno in Iran. In che senso? Beh, per esempio quello che si dice dell'Iran, l'Iran è un paese in cui si sta benissimo, ovviamente ci sono delle regole che devono essere rispettate, però c'è un assoluto rispetto della donna, nel senso, e lo stesso vale anche per l'Oman, nel senso che se qualcuno osa toccare una donna, immediatamente viene portato alla polizia, non si discute. Quindi la parola della donna è sempre prioritaria, poi si verifica perché c'è la certezza del diritto anche lì, non sono paesi selvaggi, quindi ci sono dei tribunali, ci sono dei giudici, ci sono degli avvocati, come succede esattamente qua. Però la donna è molto più protetta rispetto a qua. Nel senso che se uno va in spiaggia e si sente magari anche solo che viene guardata perché è in bikini, perché lì si va in bikini, non è che si va coperti, come si può pensare, si va come qua. Cioè, c'è assolutamente libertà di costume, non parlo dell'Iran, parlo dell'Oman. Quindi se una donna ha la sensazione di essere guardata, di essere seguita, non dico toccata perché le violenze praticamente non succedono mai, però immediatamente chiama la polizia subito questa persona la prende, la porta alla stazione di polizia e viene interrogata. Quindi diciamo, parliamo di Stato di diritto, parliamo di tutto, però quello che io sento là non lo sento qua, cioè la sicurezza. L'Iran è un paese sciita, giusto? Scusa? L'Iran è un paese sciita, per l'85%. Ecco, che differenza c'è? Oman è sunnita. Oman è sunnita, però il 15% è sciita anche in Oman. Ecco, che differenza c'è tra la visione della donna tra gli sciiti e i sunniti? Ecco un altro immaginario collettivo sì, molto falso. Io parlo dei paesi del Golfo e dell'Iran, Nord Africa è molto diverso, quindi si parla di arabi in un modo un po' generalizzato, cioè l'arabo del Marocco non è l'arabo degli Emirati, come non è il persiano dell'Iran, quindi sono molto diversi, infatti loro sono piuttosto arrabbiati, diciamo, quando vedono sui media occidentali arabi, non sono tutti uguali. Come dire che un russo è uguale a un siciliano, non è la stessa cosa. No, diciamo che la donna viene vista con molto rispetto, viene vista come una persona da proteggere, quindi hanno moltissimo rispetto delle donne. Una violenza sulla donna è assolutamente inaccettabile. Anche in Oman violenze sessuali non succedono mai. Quindi diciamo io mi sono sentita molto più protetta in Iran e mi sento più protetta in Oman rispetto all'Italia, quindi questo voglio dire. Non è. Per quanto riguarda i profughi, i paesi del Golfo, quindi si chiamano GCC, Gulf Cooperation Company, che sarebbe una specie di CEE, non comunità europea, una specie di CEE, comunità economica. E quindi non c'è la libertà di movimento alle frontiere, però praticamente non ci sono dazi, si passa con la carta di identità, è un po' come era una volta prima di Schengen l'Europa. E loro, essendo musulmani, hanno sempre osservato con molta curiosità l'inazione dell'Occidente rispetto alla Siria. Quindi dicono che l'Occidente non si muove. Quindi già 5 anni fa, io sono lì da 6 anni, già 5 anni fa sui giornali c'era scritto ma perché nessuno si muove per bloccare questa guerra? Cioè, era una cosa che loro già prevedevano. Per quanto riguarda i profughi non entra nessuno, nel senso che hanno bloccato le frontiere totalmente. C'erano quindi volontà di entrare da parte dei profughi, spingevano anche quelle certo, frontiere. Perché sono paesi musulmani, l'Oman è un paese grande 4 quinti l'Italia e sono 3 milioni di abitanti, quindi spazio c'è, sono paesi ricchi, però per politica di tutto questa Gulf Cooperation, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Bahrain e Oman, hanno completamente sigillato le frontiere. Non solo, ci sono delle nazionalità che non hanno neanche i visti turistici. Si parla di Marocco, Tunisia, Egitto, quindi Siria ovviamente, Eritrea, Somalia, Djibouti.
queste persone non hanno neanche diritto al visto turistico. Quindi, allora, lì, se però, capisco... scusami, sì. però c'è 1,5 milioni di lavoratori stranieri. Io sono una straniera. Sì. No, quindi lei ha detto un passaggio prima, quindi se... Allora i siriani lamentano il fatto che non c'è un intervento deciso per riuscire... No, diciamo gli arabi del Golfo, gli arabi del Golfo. Tipo Al Jazeera... Se ci fosse, quello che capisco io, no? Quindi se ci fosse un intervento deciso, un'azione di un certo tipo, potrebbe consentire, quindi consentendo alle persone residenti di poter vivere una vita normale, probabilmente non avremmo anche questo flusso. La Siria era un paese molto Quindi poi torna al discorso che faceva prima Presidente, se vengono aiutati sul posto in qualche maniera, perché interventi militari non è mai un aiuto, sia ben chiaro. Stiamo parlando di paesi, l'Iraq, la Siria, stiamo parlando di paesi civilizzati, l'Iraq è stata la culla della civiltà, gli omaniti laureati hanno studiato tutti in Iraq o a Damasco. Si parla di paesi con una storia lunghissima, paesi sviluppati con delle ottime infrastrutture, qui lo potrà confermare, paesi che ovviamente avevano dei dittatori. I diritti le donne in quei paesi e molti altri li hanno acquisiti ancora prima che in Italia. Assolutamente. E poi li hanno persi. Non stiamo parlando di Togo o Repubblica Centrafricana, quindi erano paesi assolutamente sviluppati. Però appunto per quanto riguarda i profughi, loro non accettano nessun profugo, però hanno dei servizi molto, molto efficienti di trasferimento di denaro. Quindi tutte le moschee raccolgono soldi, un po' come avviene qua, la carità, eccetera. Però lì è un obbligo tra virgolette, però è molto sentito, quindi tutti devono dare il 5% a cause umanitarie. Chiarissimo. Adesso do la parola anche a Surman, in modo che integra questo discorso. Grazie, le darò nuovamente la parola, incombe la pubblicità nuovamente, quindi pochi secondi di pubblicità, così dopo abbiamo tranquillità per poterne parlare. Tra poco.